E sulla situazione politica che si sta delineando in regione non solo abbiamo chiesto un parere al consigliere regionale del PDL Moreno Teso. È evidente che c'è un malessere all'interno del quadro politico di riferimento del centrodestra, perché c'è un partito come la Lega che sta spingendo su temi forti, su temi che riguardano la sicurezza, l'unità d'Italia, la bandiera, l'inno, le gabbie salariali. È altrettanto logico che ci sia una risposta politica, l'alleanza Lega-PDL, l'alleanza che deve garantire questo quadro di riferimento istituzionale e nazionale. D'altronde dentro il PDL è confluita la frangia dell'ex partito di Alleanza Nazionale, i cui valori di riferimento sono i valori di riferimento classici: Dio, patria e famiglia. Questi erano i punti di riferimento e rimangono i nostri punti di riferimento. Anche credere, obbedire e combattere? Ma questo appartiene a fuori moda. Questo appartiene a un'era che non c'entra più. I riferimenti a cui io facevo riferimento sono valori essenziali in una società: la patria, perché è il luogo dove tu vivi, dove ci sono le tue tradizioni, dove c'è la tua famiglia; Dio, perché è la nostra religione, oggi è uno dei fenomeni più a cui siamo a contatto tutti i giorni, più attuali, perché un milione di musulmani in Europa stanno tentando di prevaricarci attraverso l'invasione pacifica, no? E la famiglia, che è la cellula centrale della società. Questi sono i valori che noi difendiamo, con Lega o senza Lega, e questo il PDL deve essere in grado di garantire al proprio elettorato.